Uno schianto fortissimo che non ha lasciato scampo. Le lamiere accartocciate si sono trasformate in una gabbia mortale per Rosien Raquel Nascimento Silva, 54enne brasiliana da tempo residente in Veneto. L'incidente mortale è avvenuto all'alba lungo la nuova strada regionale 308 al confine tra i comuni di Loreggia e Resana. La donna viaggiava come passeggera a bordo di una Ford Ka che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un furgone. Ferito l'uomo alla guida dell'auto che insieme alla vittima viveva a Resana. Il 54enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco Veneto, illeso invece il conducente del furgone contro cui è finita l'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cittadella per i rilievi, due squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e Santa Giustina in Colle e il personale medico del SUEM, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna che in passato aveva gestito un ristorante brasiliano a Piombino Dese. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, anche se sembra che l'auto abbia improvvisamente invaso la corsia di marcia da dove stava provenendo il furgoncino. Il tratto stradale della 308 dove è avvenuto lo schianto è rimasto a lungo chiuso al traffico.